Siamo con Mario Gallo, l'anima del centro storico, che anche quest'anno vuole riproporre le tante iniziative per aggregare e passare un Santo Natale. Ecco, cos'è che organizzerete quest'anno? Quest'anno organizzeremo diverse cose, questo per allietare la città in maniera gratuita, perché vogliamo che tutta la città venga nel centro storico per passare un bellissimo Natale. Stiamo organizzando in sinergia con le altre parrocchie un unico percorso gastronomico e di spettacoli che partiranno da San Lorenzo attraverso Via Neve, Via San Girolamo per finire al Duomo. In Via Neve in Via San Girolamo in particolare ogni sera faremo la ricotta con le novene, ogni sera alle ore 19. E tante altre cose, per poi il giorno 21, sabato 21, fare il festival delle novene come abbiamo fatto ogni anno, che è una cosa bellissima, per poi giorno 6 una chicca che faremo quest'anno e che è la prima volta che si fa nella città di Agrigento, è la festa dei Tre Re. Praticamente i Re Magi con i cavalli, con dei costumi d'epoca, partiranno dalla Madonna degli Angeli per andare verso via San Girolamo, dove praticamente ci saranno delle rappresentazioni teatrali di Erode eccetera, perché poi finiremo nel presepe del centro storico, dove praticamente i Re Magi consegneranno oro, incenso e mirra. Quindi gli spettacoli e gli eventi sono interessanti. Noi ringraziamo l'assessorato regionale al turismo che ci sta aiutando, ma quello che noi vogliamo è che ripetiamo sempre che è tutto gratuito. Quello che a noi ci interessa è che la città possa venire là sopra a passare il Natale con noi, perché l'unico prezzo da pagare è la loro presenza.